Benvenuti! In questa nuova puntata del format Mestiere Artigiano di Confartigianato Imprese Agrigento riprenderemo il nostro viaggio nel mondo delle imprese artigiane, alla riscoperta di quelle realtà produttive che si muovono ed operano in un territorio ricco di storia e di tradizioni. Oggi avremo in collegamento l'economista Pietro Busetta, ex presidente Fondazione Curella Banca Sant'Angelo, che affronterà alcuni problemi legati al credito e ai rapporti con gli istituti di credito. Ma il nostro viaggio inizia da Sciacca, in provincia di Agrigento, dove tante piccole botteghe artigiane fanno di questo centro termale un vero polo di eccellenza. In particolare qui si porta avanti la tradizione della ceramica artistica e noi siamo andati a trovare proprio nel suo laboratorio uno di questi ceramisti, Antonino Carlino, la cui arte è conosciuta a livello nazionale per via delle sue statuine, fornite ad enti ed istituzioni. Questa è un'azienda che è nata a fine degli anni 50 del secolo scorso e è in continuo con la mia presenza adesso. Facciamo produzione artigianale, siamo specializzati in suppellettili d'arredo, da mensa, ma soprattutto abbiamo una nostra nicchia di mercato, siamo specializzato in figurinistica militare e riproduco le uniformi, come anche i costumi o l'arte presepiale. Sto realizzando una statuina, sto stendendo la lastra manualmente e mi accingo a fare un lavoro quasi sartoriale sulla statuina, cioè io la vesto, perché questa è una tecnica modellativa che non va per sottrazione di materiale come la scultura, ma va per aggiunzione di materiale, in questo caso lastre e lastrine. Ecco, il modulo prodotto a mano viene rivestito di quegli elementi d'abbigliamento che poi daranno nell'insieme l'uniforme o il soggetto da rappresentare. Si può dire che sono nato in bottega. Da piccolino già mi sporcavo le mani e aiutavo mio padre. Poi ho anche studiato e poi mi sono, diciamo, cimentato in tutto e per tutto per l'attività. Le mie opere sono esposte in importanti fondazioni, a parte negli uffici dei vari comandi militari delle 4 armi italiane e anche estere, in ambito NATO e in ambito ONU. E perché noi forniamo anche i contingenti all'estero, ma soprattutto per quanto riguarda la storicità della produzione di queste maioliche siamo presenti nel Museo Storico della Cavalleria d'Italia a Pinerolo, dove c'è la figura di mio padre è stata appunto musealizzata per il rapporto continuo che c'è stato con la cavalleria dell'esercito italiano. Benvenuti Mestiere Artigiano, bellissime queste immagini che ci arrivano da Sciacca con queste mani artigiane all'opera. Oggi parliamo di un argomento caro a molti e lo facciamo con un ospite che già intravedo in collegamento con noi, il dottor Pietro Busetta, economista, docente universitario, ex presidente della Fondazione Curella Banca Sant'Angelo. Dottor Busetta, quanto pesa il comparto dell'artigianato nell'economia generale? In realtà l'economia siciliana complessivamente ha un
occupati complessivi, diciamo tutti, compresi i sommersi, quindi compresi quelli che non sono regolarizzati con un contratto all'INPS, di 1.300.000 occupati, tutti quanti. Quindi su 5 milioni di abitanti noi abbiamo 1.300.000 occupati, ne dovremmo avere 2,5 per avere un'idea. Di questi occupati, l'industria manifatturiera, nella quale c'è anche l'artigianato, ha 100.000 occupati complessivamente. 100.000 occupati. Nel manifatturiero ci sono le grandi aziende, il settore può avere numeri che vanno in diverse branche. Il fatto di fondo è che in una realtà come la nostra, che è poco sviluppata, ovviamente tutto paga un alto prezzo. E allora il tema di fondo, perché l'artigianato, che ha un suo ruolo importantissimo in una realtà come la nostra, possa avere spazio, è necessario che tutta l'economia si sviluppi. Cioè è necessario che, per esempio, il turismo, invece di avere quelle poche presenze che in Sicilia ci sono, che sono circa 15 milioni, uguali a quelli che ha Malta soltanto, ne abbia invece molti di più. Davvero tanto si può fare per il turismo siculo, ma cosa si può fare per sostenere questo tipo di economia? Ma soprattutto cosa possono fare gli istituti bancari, le banche, la regione? L'esproprio che c'è stato del sistema bancario meridionale, per cui sono scomparse moltissime aziende locali, per esempio ad Agrigento, no? Ad Agrigento c'era la Banca di Girgenti, per dirne una, ma a Canicattì c'erano tantissime banche, a Canicattì c'era il Credito Siciliano, c'era la Banca Popolare dell'Agricoltura, a Trapani c'era la Banca Sicola. Ecco, tutte queste attività sono scomparse perché sono state in qualche modo, grazie anche all'opera non virtuosa di Banca d'Italia, sono state assorbite da altre aziende che hanno, invece di Santa Venera, hanno San Paolo come logo, e invece di essere a Catania sono a Torino. Tutto questo evidentemente non ha contribuito a far sì che le piccole e medie aziende, nelle quali ci sono anche le aziende artigiane, possano avere un interlocutore, perché se l'interlocutore è a Torino o a Bergamo, evidentemente, o in Valtellina con il Credito Siciliano allora, adesso addirittura col Crédit Agricole a Parigi, è chiaro che è difficile relazionarsi. Quello che devono chiedere gli artigiani sono due cose fondamentalmente: da un lato che gli istituti, le strutture che sono appositamente create in regione, come l'IFPS, come la CRIAS, vengano utilizzate e fatte e indirizzate meglio possibile. Dall'altro che ci sia lo sviluppo. È necessario che questa terra abbia come obiettivo il bene comune. Il bene comune non interessa a nessuno, questo è il vero problema. È davvero questo un punto focale, il bene comune, che deve interessarci tutti. Davvero esaustivo il nostro ospite di oggi, e io vi do appuntamento alla prossima puntata di Mestiere Artigiano.